Nei giorni scorsi ci siamo occupati del viale dei Giardini a San Leone, documentando una situazione insostenibile ogni qualvolta nella zona piove. Le nostre immagini si sono soffermate sui terreni adiacenti la strada, da dove provengono i detriti e il fango che rendono impossibile la vita non solo ai residenti, ma a tutti coloro che transitano dalla trafficata via del Lido Agrigentino. Con la forte pioggia, insomma, da questi terreni un torrente di detriti e fango si riversa sulla carreggiata. Il problema, che si ripete puntualmente, non ha trovato finora la giusta attenzione da parte degli organi comunali, che non hanno studiato la soluzione, che non dovrebbe essere poi così difficile da trovare. Forse basterebbe soltanto realizzare un muro di contenimento per evitare i danni e i problemi di cui ci stiamo occupando. Chi debba realizzarlo, cioè i proprietari dei terreni o il comune, poco importa a chi subisce i disagi. L'importante è che si eviti di far finta di niente. C'è da aggiungere che ancora i detriti sono per strada e che, a detta dei residenti, servirebbe una pulizia più attenta, magari utilizzando mezzi idonei come la spazzatrice.